Approvata la delibera in giunta a Palazzo Moroni che sancisce l'accordo tra comune e azienda ospedaliera che prevede l'erogazione di visite psicoattitudinali per gli agenti di polizia locale in cambio di pattugliamenti nell'area dell'ospedale di Via Giustiniani. Ancora mesi fa il sindacato UIL aveva denunciato che dal 2016 non erano state effettuate visite agli agenti della polizia locale per valutare l'idoneità a detenere un'arma. Ora ci sono le date per le visite, il 10 e 24 settembre. Saranno 250 gli agenti valutati dai professionisti dell'azienda ospedaliera padovana. Il protocollo dunque prevede presidi quotidiani da parte di una pattuglia a piedi di agenti in divisa per garantire la sicurezza della zona ospedaliera, con pattugliamenti mattina e pomeriggio in orari diversificati. L'accordo è sottoscritto per un anno, ma ci sono i presupposti perché venga rinnovato. È un accordo direi molto importante perché tutti noi, insomma, no? E tutti voi che appunto per qualche motivo frequentate l'ospedale di Padova, ci si rende subito conto della come dire, confusione, ecco, se posso usare questo termine, che c'è per quanto riguarda appunto la circolazione delle auto, i parcheggi e quant'altro. Allora c'è un ottimo lavoro da parte dei volontari, i vigili nonni, no? Un ottimo lavoro, però c'è necessità anche di avere una presenza, come dire, istituzionale e in questo senso l'accordo diventa assolutamente fondamentale per noi per garantire un certo ordine all'interno dell'area ospedaliera sia nella circolazione sia nell'utilizzo dei parcheggi.